avvocato penalista, nato e cresciuto a Cagliari, di origine vitichesa, i suoi genitori, e ha avuto come maestri, diciamo così, personaggi della cultura sarda. Mi piace citare Michelangelo Pira, Bacchisio Bambino, che ha fatto la presentazione al libro, e Salvatore Buffoni, quindi grandissimi intellettuali sardi, e Sebastiano Tola ha attinto dalla cultura sarda, e devo dire che lui è proprio consapevole di questa appartenenza, tant'è che il libro è pieno di sardità dal punto di vista del popolo sardo. Ecco. Francesco Casula, nell'ultima presentazione che ha fatto a questo libro, ha detto: ci sono tanti personaggi in questo libro, però c'è la protagonista è la Sardegna. La Sardegna con la sua identità, diciamo così, tutti i suoi aspetti culturali che caratterizzano l'identità sarda, per parlare poi di comunitarismo e di solidarietà. Ecco, questo è quello che emerge da questo libro. Io vorrei adesso dare la parola al professor Zucca, che voglio dire, la caratteristica delle presentazioni del libro è che comunque ogni volta emerge sempre qualche nuovo aspetto che comunque ci dà modo anche di approfondire e di dibattere. Grazie. Grazie. Cari amici, con molta felicità sono qui per parlare insieme a Roberto di questo libro che mi è stato suggerito dall'amica Simonetta, che dunque ringrazio anche di questa occasione, un libro che ha un sottotitolo, Dures è il nome antico reale di un centro della Sardegna, Bitti. Il sottotitolo è Un'isola nell'isola. E tra l'altro mi ha colpito molto perché la prima protagonista di questa storia corale è una ragazza inglese che si vuole recare in vacanza dopo aver conseguito la sua laurea in un'isola splendente del Mar Mediterraneo, l'isola di Melos degli antichi greci, l'isola di Milos nella pronunzia attuale. Ma sarà un'altra isola, innanzitutto, per la virtù degli eventi, a rinserrarla, perché questa ragazza è alla ricerca delle sue origini e mi è capitato di recente di leggere un romanzo che si intitola L'isola semplicemente e che si riferisce ad un'isola di Creta, Spinalonga. Bene, questa ragazza è attesa a Creta, all'aeroporto di Iraklio, dal suo ragazzo, così come lì è attesa
dagli amici e dal suo ragazzo all'aeroporto di Milos. Ma cosa raccorda questi due romanzi? Raccorda nelle due protagoniste la ricerca delle origini. E non è certo una banalità, perché è una ricerca faticosa, dolorosa, che però ha anche un lieto fine che naturalmente non rivelerò. Il presente di questa storia in realtà è il futuro della Sardegna, è il 2037, quando l'Occidente, estenuato da una crisi economica che al contrario di quella del 1929 non sembra avere fine, si arrende. E si arrende perché il grande altro colosso del mondo attuale, la Repubblica Popolare Cinese, ha la meglio sull'intero Occidente, sull'Unione Europea e sulla Gran Bretagna e sugli Stati Uniti. E in questa abissale crisi la Sardegna diviene la meta appetita dalla Repubblica Cinese, che compie il sogno di molti sardi, la creazione di una repubblica indipendente de Sardegna. Nell'annunzio che viene fatto dell'arrivo improvviso dell'aereo che era partito da Gatwick e diretto a Milos, fa l'hostess, la Repubblica Autonoma de Sardegna, indipendente, autonoma. In realtà la Cina si è impadronita della Sardegna e ha abolito qualsiasi interesse verso la natura delle coste. La Sardegna della Costa Smeralda si è sostanzialmente frantumata, la Sardegna del turismo estivo nel mare bellissimo non esiste più, perché la Cina ha costituito una sorta di cintura fisica sulle coste della Sardegna. Ormai è vietato guardare al mare, non ci sono più spiagge per la balneazione, ma esistono solo luoghi di scambio commerciale internazionale. Non più la cintura di cemento, di alberghi e di seconde case, ma una cintura di laidi capannoni legati a questa attività dell'import-export. E poi al centro dell'isola, e questa è un'invenzione assai bella per assonanza con la grande muraglia cinese, una muraglia che cinge il territorio interno dell'isola. Hic sunt leones, qui sono i leoni, sono i banditi, sono i ribelli, sono coloro che, sfuggendo al destino commerciale della isola, della costa dell'isola di Sardegna, si addentrano in questo mondo verde, in questo mondo luccicante di sorgenti fresche, di corsi d'acqua, questo mondo di piccoli paesi, questo mondo dove si parla
in sardo, e siccome la scena della narrazione si svolge in un centro interno della Sardegna, appunto Dures, si parla di Tichesu, ma non c'è difficoltà per il lettore che non abbia familiarità con il non sempre semplice dialetto, lingua di Bitti, poiché le note a piedi pagina sciolgono nella lingua sarda comune, ma stavolta standardizzata in logudorese, i più complessi problemi di intesa delle frasi che noi cogliamo nella bocca degli interlocutori di questo centro di Dures. Abbiamo detto una grande muraglia che lascia il mondo sardo-cinese, il mondo del commercio, e si rinserra in questa sorta di riserva, la riserva dei sardi purissimi, ma nel sprezzante dialogo che ha Liz con una guardia doganale, manco a dire cinese, nell'aeroporto di Alghero, anche il luogo dove sono giunti personaggi di dubbia reputazione. Ma come inizia la storia? Inizia col rischio mortale di un incidente aereo, perché l'aereo che deve portare il mese di maggio, deve portare fino all'isola di Milos gli inglesi che hanno acquistato quel volo, ha un malfunzionamento e inizia una picchiata che diviene poi una caduta verticale fino a quasi la superficie del mare Mediterraneo sardo, che si avvicina quando il comandante riesce a riprendere il comando dell'aereo e dunque l'hostess dichiara che ormai tutto è sotto controllo e sarà necessario un atterraggio non già di emergenza, ma per cambiare l'aviogetto nell'aeroporto di Alghero. L'aeroporto di Alghero non è più l'aeroporto della Riviera del Corallo, non c'è più turismo lungo le coste della Sardegna e gli aeroporti, non c'è il richiamo all'aeroporto di Cagliari, ma l'aeroporto di Olbia e l'aeroporto di Alghero sì. Lì l'hostess annunzia che si sta atterrando ad Alghero nella Repubblica Autonoma della Sardegna. E allora noi qui vediamo una sorta di fabula, perché i conquistatori di turno, fenici, cartaginesi, romani, vandali, bizantini, genovesi, pisani, catalani, aragonesi, piemontesi, eccetera, hanno lasciato il posto alla finanza cinese, al commercio cinese, alla criminalità cinese. E perciò non c'è un ufficio turistico nell'aeroporto di Alghero, non c'è un centro di informazione. La sosta deve durare 3 giorni e il tempo necessario per avere un altro aereo e raggiungere finalmente Milos. E una volta scesa, lì, che parla splendidamente il cantonese per via
del suo curriculum universitario, che la fa padrona di molte lingue, pensa di arrivare al centro d'origine delle sue radici sarde. Era scappata dalla Sardegna insieme alla madre, e della madre aveva assunto il cognome quando il padre, Goffredo Istelà, un nome sardissimo, un nome della Barbagia della Sardegna, era forse perito in un incidente aereo che lo trasportava in Egitto, dove pensava di poter avere una sponda alla sua straordinaria intrapresa. Aveva cercato, forse trovato la soluzione per il problema energetico, non solo della sua terra, ma di tutto il mondo. E allora scompare, e la figlia nasce, e la figlia cresce a Londra in una sorta di nostalgia del padre, come se il padre l'avesse abbandonata per 17 lunghi anni, fino a quando appunto lei ritorna sul suo cammino antico e ad un varco, sembrano i checkpoint dei muri che hanno diviso Berlino, che dividono ancora Cipro, e poi quanti altri muri stanno crescendo. Vi è un varco che si chiama splendidamente Abba Lugente, e con un'auto noleggiata ad Alghero lì si avventura nel varco di Abba Lugente. E qui la storia si complica, perché inizia a scontare la diffidenza verso una ragazza, occhi verdi, che non conosce una parola di sardo, il suo italiano è arrugginito, certo conosce l'inglese, conosce il cantonese, ma questo non le serve per dissettarsi in un bar. E lei tenta di ottenere informazioni sulla strada per Dures, e osserviamo la nozione della strada a 4 corsie, evidentemente la diramazione centrale sarda dalla 131, che si trova in uno stato pietoso, perché ormai nella Barbagia, cinta d'una muraglia cinese, non c'è spazio per le cortes apertes della Barbagia, non c'è spazio. Dimenticate al principio del secolo XXI, questo ritorna spesso nel libro, la memoria di quello che avveniva agli inizi del secolo XXI. È tutto cambiato, ma Dures non è cambiata. Dures non è cambiata, è colui che l'accompagna e che prima ha avuto uno scontro molto brusco con lei, Joseph, le rivelerà la chiave per entrare a Dures, la chiave per entrare nel mistero della scomparsa di suo padre, per entrare nelle sue inestricabili radici. Qui la storia, come ho detto, si fa complessa. Vi è una battaglia dialettica tra Liz e Joseph. Lei dichiara a lui candidamente: il mio fidanzato è un gran pollo dell'alta aristocrazia britannica.
Joseph l'apostrofa: allora tu sei principessa. E lei è colpita da questo, perché principessa è una parola antica nel suo animo. Era come la chiamavano in famiglia nel mondo antico di Dures, questo mondo che è un luogo dell'anima. E quando entra per la prima volta nella casa, la casa sua, la casa del padre, per un momento della madre, la madre inglese, del nonno, del bisnonno, del trisnonno, sente di avere già vissuto lì, e così riscopre nella camera da letto il baule con i suoi pupazzi, e dà il nome ai suoi pupazzi, ma sente il profumo di quella storia, riscopre la sua tata. Ma la storia sua personale, la ricerca di questo padre amato e mai goduto, si scontra con una realtà di grande violenza, non dichiarata. Vi è un personaggio, quasi il dottor No della narrazione, perché a un certo punto sembra divenire una spy story, proprio a Milos, dove uno degli amici cosmopoliti della brigata che attende lì all'aeroporto è uno legato a questa strana e omicida mafia cinese in Sardegna. E l'autore si prende un divertimento coniando un nome cinese, Kud, con l'altra componente del nome, Ugun, che suona molto sacro. Ma lui sarà... no, non vi posso rivelare la fine. Non vi posso rivelare. Che si avvia verso la consapevolezza, no? Un percorso, una riscoperta del nostro mondo. Io passerei la parola a Roberto adesso. Allora, vediamo intervenire dal suo punto di vista. dopo il professor Zucca è sempre impegnativo, perché l'eloquio è ai livelli massimi, e tra l'altro poi anche la storia dell'autore e la storia di questo libro sono costruiti su mattoni di cultura, di impegno e di studio. Io per il lavoro che faccio e anche per il diletto che traggo dalla lettura dei libri, tenterò di avere un ruolo un po' diverso, nel senso che perché si fanno le presentazioni dei libri? Per tentare di invogliare le persone a acquistarlo e a leggerlo. E quindi in questo breve intervento vi darò 5 buoni motivi per leggere il libro Dures. Avevo una curiosità con cui avevo pensato di esordire, ma mi ha rubato no, per carità, ma credo che fosse una curiosità che è venuta a tutti, insomma, sul nome del cattivo della storia, però lo scoprirete leggendo. Il primo motivo per cui leggere Dures è che è una storia così, e non è una cosa scontata in questi tempi. L'editore lo sa sicuramente, perché probabilmente le passeranno per le mani delle storie magari banali, magari anche scritte non proprio in forma corretta, però ormai
scrivere una cosa che attira molti e forse anche troppe persone. E quindi è una buona ragione questa, è ben scritto e quindi è un piacere leggere. È una storia originale, alcuni elementi li ha dati il professor Zucca di questa storia. È una storia originale perché ha degli elementi di genialità, pur partendo da elementi molto concreti, come le nostre tradizioni, come la situazione geopolitica attuale a cui si fa molto riferimento e che viene vista come una base, una condizione da cui poi sono scaturite tutta una serie di conseguenze che ci portano sino alla data all'anno in cui è ambientata la storia. È una storia originale e ci sono delle trovate accattivanti come quella della Grande Muraglia, che è un richiamo comune alla Cina, e quindi anche questo è un elemento per cui vale la pena leggere il libro di cui parliamo oggi. Terzo motivo, è un libro che parla di noi sardi, forse non solo noi sardi, però parla di noi perché parla di come eravamo, e qui l'autore ha sicuramente una competenza diretta, forse per la familiarità che ha con i luoghi, con le persone che lo hanno abitato e vissuto quel luogo, ha una familiarità non solo con Vitti, con Vitti Dures, ma anche con altre zone della Sardegna che man mano che si evolve la storia vengono citate o vengono richiamate con nomi di fantasia che però richiamano in modo inequivocabile a luoghi reali. Quindi racconta come eravamo, racconta come siamo, perché i riferimenti continui, come vi dicevo, ai giorni nostri ci sono e sono riconoscibili. Racconta come potremmo essere se facessimo determinate scelte. E qui l'autore ci fa capire magari quali sono le sue preferenze, quale vedrebbe come Sardegna ideale del futuro, quali potrebbero essere le scelte da fare, abbandonare magari un concetto di globalizzazione, ma questo magari ce lo dirà lui più avanti, abbandonare la globalizzazione per riscoprire delle cose che sono più vicine alle nostre tradizioni. Quarto motivo, per come è costruita la storia, mette nella mente del lettore una curiosità. La curiosità innanzitutto di vedere come va a finire la storia, e questo è un altro sintomo del fatto che la storia è ben costruita. Ma dà anche fornisce la curiosità per approfondire alcuni argomenti che vengono citati in parte in modo apparentemente casuale, in parte con più dovizia di particolari, però a me capita quando un libro mi piace particolarmente, mi fornisce degli spunti per cui vado a cercare o su altri libri o oggi c'è internet, insomma, che facilita un po' le cose, però anche questo è un sintomo di un libro che riesce a catturare. Quinto e ultimo motivo, è un libro che sviluppa il dubbio. In un mondo in un'epoca di grandi certezze, o perlomeno di apparenti certezze, dove molti di noi o molte persone espongono le proprie opinioni come scolpite nel marmo e quindi non mai condizionato, mai messo in discussione dal dubbio. Questo è un libro invece che ci pone
pone dei dubbi su come noi stiamo agendo, su come stiamo conservando le nostre cose, su come stiamo conservando o non conservando le nostre tradizioni. E anche per come i personaggi narrano la storia o fanno evolvere la storia, ci fa capire o ci ricorda, perché dovremmo sempre tenerlo a mente, che ci sono diversi piani di verità che possono, con le quali si possono vedere i fatti, e quindi non tutto quello che vediamo è come appare. Mi piace a questo punto, a questo proposito, citare un passaggio uno dei due che mi sono segnato, che vi voglio leggere, un passaggio del libro. Si tratta del solito dualismo presente nell'uomo fin dall'origine, tra semplice osservazione e la comprensione della realtà. Poi esiste anche un'altra categoria di approccio, prendere tutto per vero senza verificare. E purtroppo questo terzo approccio io personalmente lo vedo molto diffuso oggi, e quindi è una delle cose che questo libro probabilmente vuole combattere, fermarsi all'apparenza, fermarsi alla prima versione dei fatti senza andare a verificare. C'è una cosa che lo chiederò poi quando interverrà l'autore, che mi pare, io ho trovato irrisolta nel libro, un altro dualismo tra la voglia e la convinzione di dover conservare le nostre tradizioni anche rigide, le regole, il rispetto delle regole di una comunità ristretta, e che si deve invece conciliare con l'esigenza di essere aperti al nuovo, di essere aperti al diverso, di essere aperto all'altro, e altri modi di vedere la situazione, la vita e la realtà delle cose. Niente, questi sono i 5 motivi per cui secondo me dovete comprare e leggere questo libro. Concludo con una frase che ho letto oggi parallelamente alla lettura di questo, sto concludendo la lettura del Nome della Rosa. Guglielmo da Bacchesville a un certo punto dice: il bene di un libro sta nell'essere letto, e quindi fate il bene vostro e fate il bene di questo libro, leggetelo. Grazie. Io passerei la parola all'autore, anche perché ci deve spiegare molte cose. Professore, chiede spiegare perché i motivi, il perché, non tutto naturalmente, perché tanto è detto. E quindi a Sebastiano Tola il compito di spiegarci perché Dures. Dunque, allora, l'idea di base era quella di raccontare una cultura che io conosco fin da piccolo. Oggi sono presenti parecchie persone che conoscevano i miei genitori, e in particolare mio padre era, pur essendoci vissuto solo fino a 15 anni adulti, perché poi è rimasto orfano e ho dovuto andare a studiare fuori, era fortemente legato a questo paese, ma era fortemente legato proprio mentalmente e culturalmente, nel senso che, come ho detto l'altro giorno a un giornalista che mi faceva un'intervista, io sono cresciuto a Cagliari, nato a Cagliari, e non è passato un giorno che non mangiassi formaggio di Bitti, pane di Bitti, vino di Bitti, agnello di Bitti, maiale di Bitti, arrivava di tutto da Bitti, e arrivavano persone da Bitti che frequentavano casa mia. Io ho passato tra i 6, i 7 e gli 8 anni a Capitana, che si trova a Quarto Sant'Elena, non a Bitti, a casa il fine settimana, a casa di Michelangelo Pira, che era un carissimo amico di mio padre e che viveva in una enclave nuorese, barbaricina, perché a Capitana c'era una lottizzazione dove dentro c'erano Michele Columbo a fianco, Peppino Pintori a fianco di un muro, Antonello Sata a fianco,
Maccioni di Nuoro, di Sant'Upredo di Nuoro a fianco, Mario Brigaglia che arrivava a questi pranzi, eccetera. E voglio dire, alla fine si parlava di cose barbaricine. Io sono cresciuto lì in mezzo a sentire inconsciamente, perché da piccolo le senti inconsciamente, a sentire parlare di questa tradizione. Almeno 2 o 3 telefonate che mio padre faceva al giorno erano in vittese. Quando parlava con le sorelle parlava in vittese, quando parlava con i parenti di Bitti parlava in vittese. E quindi anche ho ricchiato la lingua, che non parlo, nel senso che la parlo io in vittese quando sono a Bitti, lo parlo solo dopo che ho bevuto il quinto bicchiere di vino, perché altrimenti non ci riesco, perché devo tradurre, però capisco tutto perché sono abituato a sentirlo parlare. Mi mancano spesso i passaggi tra le parole. E quindi poi io per vari motivi, un po' per lavoro, perché lavoro molto a Bitti, un po' per tradizione, un po' perché ho 164 cugini in secondo grado, tutta la famiglia Unesu e mia cugina a Bitti, e sono sparsi, a Bitti ce n'è 164, ma ce n'è altrettanti a Olbia, ce n'è altrettanti a Siniscola, quindi ho continuato su questa tradizione e poi questi rapporti sono diventati miei, per cui ci ho vissuto. Per cui volevo in qualche modo raccontare questa cultura, che è una cultura particolare, sia sulla base delle impressioni che ho avuto io. Faccio vivere a Ma Vista Live delle cose che io ho vissuto da piccolo. C'è una parte dove si parla dei cancelli, perché io quando mi portavano da piccolo, a me piaceva andare in campagna, quindi zii pastori, quando mi portavano in campagna, andiamo a ritirare una cosa in campagna, dovevamo entrare in un ovile, aprivano il cancello, entravano con la macchina, chiudevano il cancello, facevano 100 metri, prendevano la cosa, riuscivano, riaprivano il cancello, dicevano ma perché lo chiudete? Se stiamo uscendo. E invece il cancello si chiude. Una mia cugina, che poi è Marinella Loresu, corrispondente dell'Unione Sarda da Nuoro e che è stata la moderatrice della presentazione a Bitti, mi ha confidato questo. Quando io ho letto questa cosa mi sono reso conto di una cosa, mi ha ricordato una cosa che è successa da piccolo. Un giorno il padre, che era pastore, l'ha portata in campagna perché si era dimenticato una cosa e per fare in fretta ha lasciato il cancello aperto, al buio, stavano, e mi ha detto è la prima volta che io ho visto il terrore nella faccia di mio padre perché c'ero io piccola. Perché? Perché a un certo punto, mentre stavamo cercando questa cosa, una macchina al buio con le luci accese e poi spente per entrare dentro è entrata nella tanca di mio padre. E al buio mio padre si è preoccupato, stiamo parlando di anni 70, 75, c'erano sequestri, c'erano cose pericolose, quindi il padre ha detto alla figlia stai qui sotto, stai ferma, non ti muovere, non fiatare, che io mi nascondo e voglio vedere chi. E chi era in realtà? Era un cugino di mio padre e del padre, che avendo visto il cancello aperto si è preoccupato di entrare per vedere che non stesse succedendo qualcosa. Quindi io ho fatto vivere a Ma Vista Live tutte quelle esperienze che io ho vissuto da piccolo e alle quali faticavo a dare una spiegazione. Mia madre, faccio un altro esempio, mia madre appena fidanzata mio padre l'ha portata a Bitti e mia madre non era esperta di barbagia, per cui hanno fatto il corso dove ci sono 24 bar in 500 metri e ovviamente vedevano mio padre, tutti gli offrivano da bere, mia madre ha bevuto la prima, la seconda, la terza, la quarta volta, dopodiché si è fermata, è andata in un vicolo e ha vomitato perché non era abituata e i bittesi facevano deve essere graidetta, pensavano fosse incinta, in realtà era solo ubriaca perché non era abituata a quello. Mio padre mi ha spiegato guarda, quando ti invitano a qualcosa prendi caramelle, prendi un bicchiere d'acqua, prendi il succo di frutta e tornava con le tasche piene di caramelle, sono ubriaca dopo che hai parlato. Però tutte queste cose, se uno le vive da piccolo, poi gli rimangono diciamo in testa. Quindi volevo raccontare tutte queste cose e altre cose della cultura barbagina. Si parla di donne, si parla di vendetta, si parla di varie cose in un modo diverso dal solito. Perché? Perché solitamente quando uno prende un romanzo, insomma, vogliamo parlare di Grazia Deledda, parliamo di Sebastiano, parliamo di qualunque scritto che riguarda il Moretti, solitamente sono scritti tetri che se uno non è particolarmente appassionato diventano anche abbastanza, secondo chi legge, abbastanza noiosi se non è sardo.
Io invece volevo dare una visione un po' più allegra e giocosa, cioè imbastire queste cose e fornirle al lettore senza necessariamente doversi leggere un romanzo, diciamo così, con quello stile. Ricordiamoci che noi serbi siamo tetri di natura, cioè voi pensate, lasciate stare la Sardegna, pensate al carnevale della Barbagia. In tutto il mondo il carnevale è fatto di maschere colorate, bambini che ridono, coriandoli, stelle filanti, musica, tutti che ballano. In Barbagia ci sono maschere che fanno paura ai bambini, cioè tra mamutones, merles, turpos, tutti neri, tutti scuri. Siamo pessimisti di natura. Io lo dico nel libro. A un certo punto questa gli dice, e uno gli dice, guarda che in Barbagia si può urlare la disperazione, il dolore, urlare la felicità. Se uno grida che è felice, lo prendono per scemo, perché non rientra nei connotati del barbaricino essere felice. Se uno incontra un pastore, è tranquillo, si prende i suoi finanziamenti, gira con la sua macchina, c'ha 400 pecore, c'ha la mungitrice. Uno che sta bene gli chiede come va, mica gli dirà mai benissimo, mai, porta sfiga a dire benissimo. E cae sul tempo, ma proprio quando sta bene, o altrimenti si lamenta perché è piovuto troppo, perché è piovuto poco, perché il prezzo del latte è basso, perché il prezzo del latte è troppo alto. Cioè si deve lamentare, non si può essere felici in Barbagia, è proprio vietato. Un mio amico mi diceva che aveva un padre di Bogoro che si era fidanzato a Gavui, che il padre era uno degli anni 50, forse lo conoscete anche, si chiamava Bebbo Ardo, è stato presidente dell'istituto, andava a trovare la fidanzata a Gavui, andava in moto ed era una persona allegra, felice, contenta. Quando arrivava che lo vedevano in moto, lo prendevano per scemo, dice ma questo è matto, cosa c'ha da ridere, perché è così felice? Quindi volevo uscire da questo standard di tristezza e dare l'opportunità anche magari a una persona che non è sarda, all'interno di una storia che io ho cercato di rendere accattivante, poi non so se ci sono riuscito o meno, di leggere questa storia e contemporaneamente avere queste nozioni basilari di cultura sarda senza che necessariamente lo voglia, cioè nell'ambito di una storia più articolata. E quindi insomma ho reso, praticamente mi sono immedesimato in Babi Stelai che arriva in un posto dove non sa niente delle tradizioni e apprende più o meno determinate cose. Poi ovviamente tutto questo è stato ambientato in un paese che conosco bene, tra l'altro molti dei personaggi sono veri, magari sono fusioni di 2 o 3 personaggi, ma sono esistenti. Infatti Abiti, questo romanzo ha venduto 200 copie, pare che non fosse mai successo, e addirittura mi ha detto il libraio che 30 persone lo hanno letto tutto e non avevano mai letto un libro in vita loro, perché oltre al libro si divertivano a cercare di capire chi fossero i personaggi descritti. Ecco, quindi questo è il motivo per... Ma quello che mi viene da pensare, voglio dire, è che comunque nella descrizione, no, che si fa della Sardegna si pensa anche alla situazione attuale, voglio dire, questa omologazione, no? Questi modelli estranei che in un certo qual modo stanno minacciando anche la nostra cultura. Sì, ritornando a quello che mi voleva chiedere Roberto, il dubbio irrisolto della contrapposizione tra cultura e globalizzazione. Allora, in questo libro quasi tutti i personaggi scelgono di vivere a Dures, ma sono quasi tutti laureati all'estero o comunque hanno studiato. E poi c'è anche un'esplicita critica alla globalizzazione così come viene concepita. Oggi purtroppo la globalizzazione sarebbe una cosa bellissima se fosse gestita come una fusion di tante culture, quindi uno apre Google e può andare a vedere, si può anche fare, ma in realtà oggi la globalizzazione è gestita in modo diverso, cioè viene passato un messaggio globalizzato uguale per tutti, al quale tutti si devono uniformare. Il discorso che viene fatto nel libro, io dico che noi in Sardegna siamo la città più globalizzata da sempre del mondo, perché con tutte le invasioni che abbiamo subito di varie culture abbiamo preso un po' da tutte queste culture. A me è capitato
5 anni fa di andare in Tunisia alle porte del Sahara a visitare il villaggio dei trogloditi, che io non sapevo che esistessero davvero. Troglodita me lo diceva mia mamma quando facevo casino a casa e lo mettevo a posto, però avevo difficoltà a ambientarli, invece esistono e vivono come i conigli, cioè vivono sottoterra in questi buchi perché stanno alle porte del Sahara ed d'estate ci sono 60 gradi, quindi non potrebbero vivere fuori. Vivono sottoterra e si costruiscono degli igloo sotterranei, cioè hanno proprio le loro case. E quindi sono sceso a vedere questo troglodito. A un certo punto sono rimasto così, mi sono trovato una signora che aveva 80 anni, vestita in costume sardo. Cioè, aveva il costume uguale al costume delle feste sardo, con degli ornamenti che sembravano sardi. Poi guardi i tappeti, sembravano tappeti sardi, uguali, precisi, identici. Ovviamente la donna aveva un bucatore, il fazzoletto che gli copriva soltanto la bocca, esattamente come ce l'avevano le donne che io mi ricordo fino agli anni 70-80 circolavano naturalmente a vita, con e la bocca coperta. Quindi voglio dire, alla fine, lì in Tunisia c'è Cartagine e abbiamo subito come influenza, però parliamo il nostro dialetto è di desinenza latina, cioè voglio dire, in Barbagia il logudorese ha molti termini, anche il bittese, tutti i barbancini ha termini latini, quindi punici, latini, spagnoli, abbiamo parlato, cioè burro catalano, qui si dice burrico, asino, lo chiamiamo così per quello. Quindi voglio dire, alla fine noi siamo globalizzati. Abbiamo subito tante di quelle invasioni e tante di quelle culture, senza parlare poi dei genovesi, che sono a Carloforte e che comunque poi tendono a contaminare, quindi noi siamo già contaminati. E il messaggio che vuole lanciare il libro è spesso noi siamo portati a esaltare o a notare o a studiare delle cose che arrivano dall'altra parte del mondo, a osservare con interesse quelle. E spesso e volentieri non ci guardiamo sotto i piedi o sotto il sedere dove siamo seduti e non guardiamo con curiosità le cose che abbiamo, che potrebbero invece, anche se le diamo per scontate, essere qualcosa di molto importante. Poi è la trovata del libro. La cosa più banale che diventa una cosa preziosissima, perché nessuno ci aveva mai pensato o aveva guardato con attenzione, perché la considerava una cosa banale e scontata. Tutto questo fermo restando che l'occhio verso l'esterno va sempre portato, perché le culture si evolvono e diciamo noi ci realizziamo anche dal punto di vista culturale se raffrontiamo quello che abbiamo nostro con quello che viene da fuori, perché poi siamo in grado di comparare e prendere le cose buone da entrambe le cose e a quel punto si crea il progresso o comunque quella contaminazione che noi fortunatamente abbiamo dal punto di vista culturale. Spesso e volentieri, e di questo periodo non dico niente di nuovo, vogliamo parlare di Monteprano e c'è un dibattito in atto, abbiamo un tesoro sottoterra e nessuno si preoccupa di tirarlo fuori. Io quando sono andato a Rodi, a proposito di Grecia, ho notato una cosa bellissima, a parte che la maggior parte delle rovine li hanno tirati fuori gli italiani quando era protettorato italiano. Io ci sono andato da piccolo con i miei genitori, mi salutavano col saluto fascista, perché c'era gente che dice, a noi i fascisti ci hanno portato, ci hanno veramente creato quella situazione che oggi riusciamo a vedere. Ma la cosa bella di Rodi è che tu entri, al centro di Rodi ci sono dei bar che sono a fianco alle rovine e tu le rovine le vivi, cioè prendi il bicchiere, esci, ti siedi in mezzo, parli in mezzo alle rovine, vivi queste rovine, non le guardi come un museo, le guardi come una cosa che esiste da tanto tempo e che continuerà a esistere ed è fruibile, è verificabile, non solo per lo studio ma anche per le cose di tutti i giorni, come era un po' l'anfiteatro a Cagliari, come lo chiudessero, che comunque veniva continuato a essere utilizzato
Quindi spesso e volentieri le cose che abbiamo le sottovalutiamo in favore di altre cose che invece magari, siccome siamo tutti un po' esterofili, non solo noi, tutti quanti, evitiamo di valorizzare. Questo è il discorso, poi la morale, diciamo, il discorso del quale. Quindi il discorso è sì, guardiamo alla globalizzazione, ma guardiamo ogni tanto anche alle nostre risorse, che magari andando fuori e vedendo cosa hanno fatto gli altri troviamo anche il modo di valorizzare, cioè serve sempre confrontarsi. E lì il dubbio, guardare la prospettiva sempre da tutte, il famoso discorso che c'è nel libro, guarda le cose non solo da una prospettiva, prova a girarla, perché ha tanti angoli visuali e magari se li guardi tutti capisci molto di più che se guardi una cosa e basta senza ragionarci sopra. Posso fare c'è tutta una parte molto tecnica e tecnologica, ovviamente ci sono delle cose fantasiose, però c'è una base di documentazione scientifica su questa parte. Sì, è una domanda che mi fanno spesso questa. Allora, io nell'ambito del mio lavoro ho avuto un'esperienza qualche anno fa assurda, nel senso che abbiamo un mio amico mi ha portato in studio un ragazzo, stiamo parlando di un pescatore di Santeria che ha il seconda elementare, un ragazzo appassionato di fisica. Questo ha inventato tante cose. Tra le varie cose che aveva inventato c'era una stufa, un tubo di ferro saldato da lui, all'interno del quale ha messo sotto c'è un microchip, che quello non te lo fa vedere, è suo. Questo tubo di ferro lo ha costruito in un capannone che era di 5.000 metri quadri e diceva che questa cosa poteva produrre un'energia mostruosa senza emissioni di CO2. Non chiedete spiegazioni scientifiche perché non ne capisco, ho studiato giurisprudenza, queste cose non le so. Però, siccome io a vederla questa cosa dicevo, ma a me sembra che sia vero quello che dice. Quindi cosa ho fatto? Ho chiamato il direttore del settore termodinamica del CRS4, che è uno che ha lavorato al CERN di Ginevra e quindi ne sapeva molto più di me, soprattutto anche perché se mi dici rappresentami per venderlo, non voglio poi essere denunciato per truffaio perché sto vendendo, era una cosa un po' strana. E questo è venuto a vedere questa cosa molto dubbiosa. Poi a un certo punto si sono visti, lui ha preso, ha detto, questi sono 3 kg di pelle, ok? Li ha messi dentro, ha attaccato sto marchingegno, questo tubo ha cominciato a diventare rosso e quello che ci buttava, quello che bruciava dentro, non si vedeva un fuoco, si vedeva una luce rossa e non ci si poteva avvicinare perché ha portato a temperatura di fusione l'acciaio di 4 centimetri dell'involucro. Questo l'ha guardato e gli ha detto, ma questo è? E gli ha detto 2 cose. E lui gli ha detto sì, e gli ha detto, ma non l'ha mai fatto nessuno, e lui l'ha guardato, erano dubbissimi. E questo in effetti mi ha detto, io gli ho detto, ma questa cosa è vera? Mi ha detto, guarda, quello che sta succedendo qui è vero, nel senso che mi ha detto, tu con 3 kg di pelle, 3 kg di legno, riesci a cuocerti una bistecca? No. Questo ha portato a temperatura di fusione questa cosa. Non chiedermi come ha fatto perché non lo so, però era vero. Io so che in questa missione, che poi mi ha dato il mandato a rappresentarlo, sono venuti a vedere i servizi segreti israeliani, ho avuto contatti con gente assurda. Adesso mi ha chiamato e mi ha detto che l'hanno comprato i russi, che vuole che gli faccia il contratto in studio. Questo è uno, attenzione, che è famoso perché dice che tutta questa conoscenza che lui ha
gliene hanno inculcati gli extraterrestri quando l'hanno rapito a 15 anni. Ed è conosciuto in tutto il mondo per questo. Io agli extraterrestri non ci credo, però quello che ho visto è vero. Cioè, quindi questo discorso te l'ho fatto perché? Qualcosa di vero c'è. Qualcosa di vero c'è, nel senso che infatti tutte le questioni di cui io parlo, soprattutto sull'elettromagnetismo, la questione della pista, quelle sono cose che mi ha detto lui. Lui sostiene che ogni oggetto presente sulla Terra abbia un'emissione elettromagnetica differente e lui è in grado di distinguerla. Tanto è vero che poi, tra l'altro, ti volevo dire, è andato 4-5 mesi negli Emirati Arabi, perché lui sostiene che attraverso i satelliti e attraverso le emissioni elettromagnetiche riesce a localizzare i pozzi di petrolio senza bisogno di niente, solo con un computer, per il tipo di emissioni che ha. Io mi fido poco di questo, perché già gli extraterrestri, insomma, però devo dire che tutte le persone che sono venute, perché invenzioni ne aveva fatto anche un liquido che toglieva la ruggine, bastava bagnarci un pezzo di ferro arrugginito un quarto d'ora, poi lo si tirava fuori, sta portando una roba arrugginita, una roba con le scaglie lì, vabbè, te va dentro, ci va fuori questo. E questo pare che l'abbia fatto solo con materiali minerali presenti in Sardegna, e anche quello gliel'hanno comprato. Quindi, voglio dire, dipende sempre da un'esperienza di vita, però diciamo che ho trasposto anche questo nel libro, sì. Dunque, adesso mi ha fatto venire, faccio una piccola parentesi, no? Mi ha fatto venire in mente un'altra cosa. Siccome la lana di pecora qua ha un ruolo fondamentale, quindi perché lo sto dicendo? Perché in effetti la lana di pecora oggi non è una risorsa. Cosa facciamo? Paghiamo per smaltirla, no? Allora, certo, nel libro di Sebastiano ha un ruolo particolare, molto tecnologico, però la lana di pecora, tu l'hai visto a Nuraglia Diana, un'amica stilista, ha tirato fuori un tessuto, non tessuto antelano, ma un tessuto di lana di pecora che può essere utilizzato per gli abiti, per qualsiasi cosa. Lo si utilizza come coibentazione e cose varie, però a pensarci bene, la lana di pecora è un tessuto impermeabile, resistentissimo, traspirante, leggerissimo, indistruttibile e realizzato, voglio dire, ignifugo, non si può bruciare, dove si possono creare. Abbiamo visto proprio questo tessuto, questo tessuto qua, e dico, questo potrebbe essere, a partire dalla lana, una grande risorsa. E come la lana di pecora, quante risorse noi abbiamo? Io ovunque vedo ricchezza dappertutto. No, era solo una piccola parentesi. Non lo so, ci sono domande per il nostro autore? Mi sembra curioso che per arrivare a parlare di tradizione, di cultura che si conserva, che invece è fondata dal consumismo del futuro, abbia dovuto ambientare questa storia nel futuro. Ma futuro e presente si incontrano sempre. Nel senso che il concetto è questo: nel momento in cui arrivano i cinesi in Sardegna e erigono questa muraglia che chiude la Barbagia, anche l'Eudoro chiude. Sì, chiude tutta la Sardegna a 25 km dalla costa, proprio gli serve la costa, il resto ai cinesi non interessa, quindi dicono, qui dentro fate quello che volete. Cosa succede? Che tagliati i rapporti con l'esterno, si ritorna a quello che i sardi hanno sempre vissuto, perché i sardi sono sempre stati isolati dal mare.
Infatti c'è una frase dove uno dice: ma ci hanno fatto anche un favore, perché prima avevamo il mare, ci potevano invadere, adesso siamo chiusi qui dentro e abbiamo a protezione l'esercito più potente del mondo. Cosa succede però? Che essendo disinteressati i cinesi a quello che succede dentro, i sardi ripristinano il codice barbaricino nel futuro. È un paradosso letterario che serve come al solito per discutere di quelle cose, però si discute anche di giustizia. Mavi Istelai è laureata in giurisprudenza a Londra, è figlia di un avvocato, quindi arriva lì e vede questo codice e dice: ma stiamo scherzando? Io che dicevo di essere nata in Sardegna perché se mi hanno portato via in Italia, nella patria del diritto, dove i romani, e vengo qui e sento questa specie di legge del taglione, e lì un barbaricino gli risponde, non ve lo dico cosa gli risponde, però gli risponde: siamo sicuri che sia il sistema migliore? Siamo sicuri che non sia meglio il sistema che usiamo noi? Che se uno rompe le scatole lo facciamo sparire e boh, e non c'è più? Siamo sicuri che un giudice, come voi lo chiamate, indipendente, in un processo dove vengono portate delle carte, sappia decidere meglio di quanto una comunità possa decidere su una persona che rompe le scatole, che lo conosce da quando è nato e sa vita, morte e miracoli e tutti sanno tutto di lui? Chi è che decide in modo più giusto, tra virgolette, in modo più informato? Quel giudice che non sa manco chi è quella persona, o un paese, o una comunità, un paese, una comunità dove tutti si conoscono e tutti sanno l'uno degli altri? Cioè è un paradosso sempre. Però un avvocato non dovrebbe instillare questi dubbi. Ma io ne sono assolutamente convinto di quello che ho detto, proprio perché faccio l'avvocato. Non sono dell'idea che i giudici spesso e volentieri abbiano però. Ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande, chiudiamo qua, ringraziamo tutti i presenti, ringraziamo assolutamente. Un giorno sono andato a Cagliari a una mostra di Guideo Anfossi, non so se lo conoscete, un pittore di Sassari, che è padre di un mio caro amico. E facevano una mostra all'ESMA. Io sono arrivato un po' tardi e c'era un banchetto dove offrivano da bere e gli ho detto: ciao Guideo, come stai? Vieni che ti offro un bicchiere di vino. Gli ho fatto: aspetta che stanno per chiudere, che voglio andare a vedere. Cosa te ne frega dei quadri? Vieni qui che ci divertiamo. E quindi facciamo la stessa cosa. Grazie a tutti di essere venuti.